Sono stati ben 343 da gennaio a giugno 2020 gli interventi del nucleo ambiente della Polizia Locale di Milano che hanno portato a 144 accertamenti per violazioni amministrative e 34 per violazioni penali, 16 denunce all'autorità giudiziaria, 2 sequestri penali, oltre a diverse esecuzioni di provvedimenti amministrativi e penali. In particolare, 2 importanti indagini del nucleo hanno permesso nel mese di giugno di porre sotto sequestro 2 carrozzerie di Milano per smaltimento e deposito illecito di rifiuti anche pericolosi. La Polizia di Stato, coordinato dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 rapinatori. Si tratta di soggetti di etnia rom, tutti indagati nell'ambito di un'indagine intrapresa a seguito di una violentissima rapina commessa in località Rho, avvenuta nel mese di dicembre 2019 ai danni di 2 gioiellieri di origine fiorentina che avevano preso parte alla manifestazione Artigiano in Fiera. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Milano hanno consentito di ricostruire l'esistenza e l'operatività di un gruppo criminale dedito alla commissione di numerose rapine di auto di lusso di grossa cilindrata, spesso utilizzate per la commissione di altre rapine. Individuato e arrestato dalla Polizia di Stato il responsabile di una serie di borseggi e rapine nella stazione ferroviaria di Monza. Si tratta di un cittadino del Gambia di 22 anni, nei confronti del quale l'autorità giudiziaria ha emesso nei giorni scorsi una custodia cautelare in carcere, eseguita nella giornata di venerdì 10 luglio nell'istituto penitenziario di Alghero, dove lo stesso si trovava già ristretto. L'Università degli Studi e il Comune di Milano, insieme per garantire la sicurezza dei bambini e delle bambine che frequentano i centri estivi comunali. L'Università Statale ha infatti donato al Comune 200 litri di Unichina, soluzione igienizzante prodotta dal Dipartimento di Chimica e approvata dal Ministero della Salute. La miscela è stata distribuita da Milano Ristorazione in 10 scuole, sedi dei centri estivi dedicati ai bambini delle scuole primarie che saranno aperti fino al 7 agosto. Il prodotto verrà gestito dagli educatori e utilizzato durante le attività per assicurarne lo svolgimento in piena sicurezza, a tutela della salute di utenti e operatori.